Duilio, Ines, io ciò che comprendo dalla vostra anamnesi di coppia è che ciò che crea più problematiche sono i continui rimbrotti, Sì. offese malcelate che creano asti. Certo. Io non sono mai stato a Asti, dottore. Sono stato una volta a Torino. Se va bene lo stesso oppure è un problema? Duilio, ti ho detto tante volte, ti nel dubbio, tasi. Se no, uno non solo pensa che sei ignorante, ma quando ti sente parlare dice è ignorante e insulso. Ah, ok. Vedete qual è il problema? È esattamente questo. Continuate a rimbrottarvi tra voi, ma lasciamo stare. Guardi, oggi vi voglio insegnare una tecnica per utilizzare la vostra rabbia in maniera costruttiva, sfogarla ma senza ferire l'altra persona. Davvero? Spiega, È una tecnica spiega. molto semplice. Allora, si tratta di inventare una frase in codice, in codice. in codice. per sfogare la rabbia. Ok. Tipo, non so, brutto monacopate. No, Non fare tanto in codice. Mi siamo un po' Domando, troppo diretta, domando. un po' troppo diretta. Riproviamone un altro, lo so. Quando che mori, o caro, che ti fanno l'autopsia per scoprire finalmente che nel DNA tu non hai i geni, hai EBT. Non mi pare tanto però in no. codice. No. Ed è anche domando. questa. Facciamo così. Allora, Duilio, mi hai fatto tanto arrabbiare, sardine nello stagno. Capito? Dice sardine nello stagno te- A posto di Sì, offenderlo, sì. dico sardine nello stagno. molto bene, Però molto scusa bene. dottore, Sì. le sardine vivono in mare, non vivono nello stagno, nell'acqua dolce morono? Su questo che ha ragione. Non sa niente di Sì, questo. va bene, però. cambiamo Duilio. Allora, Duilio mi hai fatto tanto arrabbiare, sardine nell'acquario. Di acqua salata. Sì, ovvio, sì, certo che sì. Posso provare? Certo, Mi butto. siamo qui apposta. Duilio, quando che vai in bagno e non tiri l'acqua e tieni la finestra serrata, vai in... no. No. Sardine nell'acquario. Sardine nell'acquario. Bravo. Vabbè, o così. Duilio, provi lei. Ine, quando che finisce il saone nel portasaone, invece di impinirlo di saone lo impinissi di acqua per fare rasentin sì. e io schiccio e mi smerdo a maglietta e te poi No. sardine Bravissimo. nell'acquario. Sardine nell'acquario. Bravo Duilio, bravo. Posso ancora? Sì. Quando certo, mi hai certo. detto che la Franca l'ultimo dell'anno era imbriaca e ti ha fatto dell'avance, sardine nell'acquario e tomare. No, cambia che mi pare un esagerato. po' troppo esagerato. Siluri nel po'. Siluri Non nel puoi po'. dire anche Bravo, siluri nel certamente. po'. Aspetta, sì. tocca a me. Sì, ma- Quando il sabato mattina voglio dormire, te 7:30, sbattocci a porta con aspirapolvere, io pesce-cani e largo di Ciosa. Maria Vergine. Ascolta, quando che tu vai in bar e non mi dici quando che torni e ti arrivi alle 3 della mattina, seppia gigante che sprussa il nero in barena. Ah, sì, Bene, basta. così. Come Sai vi che sentite? Leggera. Manca, non mi sento offeso, cioè magari Bene. se ha offeso il mondo marino, ma mi diverte anche questa Davvero? modalità qua, è E bella. allora, dici che con questa nuova tecnica ce la possiamo fare? Pesciolino del mio cuore. Credo di sì. Scardo è del mio retino. Ti amo, girino del mare infinito della nostra gioia. Scusa, però il girino vive nel stagno, non nel mare aperto, se no morono. Ovviamente non sapevi niente di pesca. Copate!